Signor Silvestri, non si era mai accorto di tutti questi ammanchi? Che cosa riprende? Questo è Filippo Silvestri, 67 anni, al centro dell'inchiesta sulla sparizione degli oltre 30 milioni, si vocifera siano quasi 100, ai cavò della Compiano. Capo della sicurezza, nonché consigliere di amministrazione, è stato anche titolare di licenza alla filiale di Rovigo, dove era lui a stilarne il bilancio. Dei soldi non sa nulla, dice, e minaccia conseguenze. Ma lei è uno degli uomini chiave. Non sono niente. Possibile che non si fosse accorto di tutti questi ammanchi? Perquisita anche l'abitazione del presidente Luigi Compiano, che tramite l'avvocato Piero Barolo, suo legale, dice nel frattempo di voler essere sentito dagli inquirenti. Ad assumerne la difesa il fratello Massimo. Sono soprattutto preoccupato per i miei familiari. Neanche lui sa dove siano i soldi perché non sa nulla degli ammanchi. Io sono in attesa, come voi, di sapere dai risultati delle indagini che sono in corso quale sarà l'esito della vicenda. Oggi, con la NES bloccata e i sigilli posti a Treviso come a Mestre, vista la richiesta di sospensione delle licenze dalla Prefettura di Venezia, ogni consegna è stata affidata alla Battistolli di Vicenza. Intanto, da voci della NES, sembrerebbe delinearsi lo schema di come i soldi uscissero dai cavò, grazie alle giacenze di magazzino. Vengono rispediti alle banche se fanno richiesta oppure mandati in Banca d'Italia a nome della banca richiedente che ne ha titolo di possesso. Ci possono essere, ci sono delle giacenze perché non tutti vengono spediti o mandati in Banca d'Italia. Con i moduli di richiesta di consegna straordinaria, che prevedevano al massimo 1,5 milioni di euro da uscire, i soldi cash venivano caricati in grossi anonimi borsoni e da qui sarebbero partiti a bordo di una Volvo Blue Station, direzione sconosciuta. All'appello dei carabinieri manca il numero 1 dopo Compiano, Massimo Schiavoni, il responsabile di tutte le sale conte della NES. Qui a casa sua non risponde nessuno.